Wow di meraviglia per i fuochi di Sant'Augusta, o Foghi, come li chiamano qui a Serravalle, il quartiere a nord di Vittorio Veneto di cui la figlia del leggendario Matrucco è la patrona, martirizzata nel santuario che sovrasta la città dall'alto dell'omonimo colle. Una tradizione lunga almeno 300 anni, dalle roste degli antichi artifizi al tecnologico spettacolo pirotecnico dei giorni nostri. Appuntamento ogni anno alla mezzanotte del 21 agosto, con almeno 40.000 spettatori per un costo che supera i 30.000 euro. Troppi per i tempi che corrono, al punto da mettere a rischio questa edizione. C'è un campanello d'allarme per quanto riguarda i fondi che potremo avere a disposizione, perché le disponibilità sono sempre inferiori. Per questo il comitato promotore da lunedì porterà nei negozi e nei bar del centro storico un salvadanaio. A commercianti ed esercenti, ma soprattutto ai clienti, sarà chiesto un contributo per riaccendere i fuochi e così i serravallesi si mobilitano. Rappresentano il centro storico, sono conosciuti ovunque e è una cosa molto bella. La nostra santa, quindi è la vita di questo quartiere. I fuochi sono il periodo, secondo me, più bello dell'estate. La notte di Sant'Augusta per noi è magica in tutti i sensi. Una città così piena in nessun altro giorno dell'anno. All'inizio dei festeggiamenti, dal 16 al 23 agosto, manca poco più di un mese, una sfida che Serravalle è determinata a vincere. Noi vogliamo certamente che certe manifestazioni, certi appuntamenti importanti, molto sentiti, molto attesi dalla città e anche da tutta la provincia vadano a scemare.